Amiche e amici di Sport di Più, buongiorno, ben ritrovati. Ritorniamo dalle nostre piccole ferie di questo stacco estivo a cavallo di Ferragosto. Oggi è martedì 2 settembre e come appunto promesso riprendiamo le nostre colazioni insieme. Io questa mattina sono veramente contento di avere qui con noi un'amica, una abitué, perché comunque è già stata qui con noi e a parlare di sport, è la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti. Buongiorno Elisa, grazie di essere qui con noi ancora. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie Alberto per l'invito. Allora, settembre, no, settembre andiamo, è tempo di migrare, no, quella è un'altra cosa, ma settembre è ancora un bel periodo per fare sport. Entriamo subito nell'argomento. Poi potrei fare un'altra battuta. Tutte le strade portano a Elisa, perché tu sei comunque colei che tiene tutto monitorato il traffico veneto, delle strade venete, ma in questo caso parliamo di sport per tutti, parliamo di attività motoria, parliamo di stare bene in mezzo alla natura e lo facciamo tramite la ciclovia Treviso-Stiglia, una grande opera, insomma, se vado un po' a memoria, no? Iniziati i lavori nel 2004 ancora, piano, pezzettino alla volta, ora si è arrivati ad un bel punto. Il 4 di agosto avete inaugurato come Regione Veneto quarto, quinto e sesto lotto, alla presenza di un sacco di persone, del presidente Zaia, insomma, c'era veramente tanta gente e adesso però lascio la parola a te, perché penso sarai soddisfatta di questa ciclovia. No, allora sì, la mia soddisfazione credo anche che si veda anche dalla promozione che faccio di questa ciclovia è tantissima, ma è tanta perché 10 anni fa, quando io arrivai in regione, mi ricordo che l'avvocato Specchio, che era il dirigente della regione che seguiva la Treviso-Stiglia, mi disse subito, Assessore, guardi che l'avviso sulla Treviso-Stiglia nel Veronese non c'è molto interesse e rischiamo che la Treviso Stiglia si fermi a Vicenza perché ovviamente serve la volontà dei sindaci. L'unico sindaco, quando io sono arrivata in regione e che ringrazio e che permettetemi perché è anche grazie a lui che ha tenuto la barra dritta che oggi siamo qui, Andrea Gennari, il sindaco di Casaleone, che ci ha creduto fin dall'inizio e da lì sostanzialmente con l'Avvocato Specchio abbiamo iniziato a lavorare per portare avanti quella parte di ciclovia che era già stata realizzata. 59 chilometri sostanzialmente erano realizzati o comunque finanziati in corso di costruzione, ne mancavano 59. Da lì a poco abbiamo deciso con la mia struttura di dare l'incarico a Veneto Strade di progettare e realizzare tutta la ciclovia perché questo era fondamentale per poter dare una uniformità, perché se ogni comune avesse realizzato il suo pezzo, al di là del fatto che magari gli uffici tecnici non sono tutti uguali, al di là del fatto che i sindaci non hanno tutti la stessa sensibilità, ma rischiavamo di soffrire tutti e per niente. Quindi abbiamo sostanzialmente dato l'incarico a Veneto Strade e negli anni man mano di fatto sono arrivati i sindaci che hanno iniziato con me e con Andrea a credere in questa infrastruttura. 59 chilometri che oggi siamo a settembre del 2025, ne sono già stati realizzati, inaugurati 51 perché negli ultimi anni sono state fatte varie inaugurazioni, tra cui l'ultima che hai citato tu il 4 di agosto, dove aver visto quanti ciclisti sono arrivati a quell'inaugurazione è stata un'emozione vera e propria e adesso mancano di fatto gli ultimi 8 chilometri che vanno da Cerea a Casaleone. Qui parliamo ovviamente di territorio veneto, poi dopo Casaleone si esce dal Veneto, si va in Lombardia per l'ultimo tratto per arrivare ad Ostiglia. Ecco, si percorre questa linea ferroviaria storica del 1914, insomma una cosa molto particolare, si riqualifica un'area e si passa, come dicevi tu, attraverso un territorio bellissimo. La pista, poi mi dicevi, dopo lo racconterai anche quell'aneddoto di quel messaggio che ti è arrivato, una pista per tutti in mezzo alla natura, facile, non ci sono di fatto controindicazioni, chiunque può percorrere questa Treviso Stiglia.
Sì, sì, allora io ogni tanto ci vado anche perché ovviamente ci sono delle cose da correggere, da sistemare, poi deve essere monitorata perché qualche atto vandalico purtroppo, ahimè, la pista la sta subendo e anche questo è un po' una nota dolente, però andiamo avanti. L'entusiasmo che c'è è straordinario. Io l'ho fatta domenica, sono andata ho portato la bicicletta in macchina fino a Minerbe, da Minerbe sono andata fino a Sossano, sono esattamente 20 chilometri. A Sossano mi sono fermata, praticamente la ciclovia passa dal centro del paese, mi sono fermata in un bar, Mm. ho fatto la tappa e poi sono ripartita e sono ritornata. È bello perché nel percorrere questa ciclovia, innanzitutto ci sono tantissimi ciclisti che in alternativa andrebbero sulle strade, quindi viene apprezzata ed è una delle poche ciclabili dove trova la soddisfazione anche da parte dei ciclisti, ma trovi ragazzi, trovi bambini, trovi persone di fatto, famiglie, trovi persone non più giovani, ok, diversamente giovani, è sostanzialmente una ciclabile per tutte le età. Domenica mattina abbiamo toccato i 10.000 quando io sono tornata da Sossano, mi sono fermata davanti al contabici ed eravamo a 10.014, sono arrivata Domenica tardi. 24, questo è domenica 24 di agosto. Domenica 24 di agosto, sì, domenica 24 agosto ed è stato un'emozione. Tenete presente che proprio stamattina ho ricevuto un messaggio di un signore, me l'hanno girato perché è un commento sui social, io non ho visto l'origine, un signore di 81 anni che ha la moglie in carrozzina, che ne ha 79, ha scritto che lui l'ha percorsa da Cologna a Ciarea, tutto il tratto che è stato inaugurato il 4 di agosto. E lui ha detto è stata un'emozione, è stato bellissimo perché abbiamo potuto percorrerla senza criticità, senza ostacoli e senza difficoltà. Quindi anche il fatto che ci sono due persone che ti dicono e hanno ringraziato per questa opera, che ti dicono grazie perché ci avete regalato un'infrastruttura dove anche noi ne possiamo usufruire, per me è stata una soddisfazione veramente grande. Dopo, ovviamente, io ho dato l'input politico, bravi va tutta la parte tecnica a Veneto Strade e a tutti coloro che insieme a me hanno lavorato e ci hanno creduto, però la soddisfazione è tanta e il ritorno positivo di questa infrastruttura è altrettanto importante. Tieni presente che di fatto l'infrastruttura taglia diagonalmente il Veneto da ovest ad est. E incrocia tantissimi percorsi ciclabili perché in Veneto ne abbiamo tantissimi, abbiamo oltre 9.000 percorsi mappati e abbiamo quasi 3.000 chilometri in sede propria. Mm. E adesso tutti stanno facendo la corsa dove questi itinerari non sono collegati già alla Treviso Stiglia per collegarla alla Treviso Stiglia in modo da fare dei circuiti in continuità che permettano alle persone di potersi muovere. Io non pensavo, sinceramente, non pensavo che ci sarebbe stato un entusiasmo e un ritorno di gratitudine e di positività come ho avuto per la Treviso Stiglia. Quindi le cose belle si possono fare, Lisa, cioè non è che... Sì. Allora, l'interesse per le ciclabili io ho visto negli anni è via via cresciuto, dopo per carità c'è chi in bicicletta non ci va e che li considera uno spreco di soldi, ovviamente non tutti possiamo essere della stessa opinione, però io ho visto veramente che nel momento in cui, guarda, io ormai sono arrivata a dire che più che fare nuove strade, sicuramente il Veneto ha bisogno anche di viabilità, ma non ha bisogno di questa grande viabilità, perché se tu vuoi includere, permettere alle persone di potersi muovere, una delle prime cose che le persone hanno bisogno è di potersi muovere in sicurezza senza grandi problemi e la possibilità di prendere la bici, di poter andare a fare una passeggiata, di poter andare a fare una corsa, perché poi hai anche tutti quelli che corrono.
in un'infrastruttura che è in mezzo alla natura, in mezzo alla campagna, quindi è anche tranquilla, non ci sono rumori, è veramente bello. Poi attraversa diversi paesi e considero che sia anche un'opportunità per tanti paesi del territorio in cui vivo anch'io che hanno bisogno di promozione. Cioè, adesso per dirti, io quando vado a Minerve, che è il punto più vicino a casa mia, passo dalla pasticceria che c'è in centro a Minerve e arrivare in pasticceria e vedere fuori dalla pasticceria parcheggiate un sacco di biciclette, quindi Beh. un sacco di ciclisti che si fermano, vuol dire tanto. Ma ecco, hai detto questo è uno strumento messo a disposizione. Adesso i vari comuni, i vari territori devono essere bravi a utilizzarlo nel modo corretto e un modo anche di utilizzarlo correttamente è anche creare insomma delle stazioni. Già ce ne sono, ce n'è qualcuna. Io penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni ne cresceranno, possono diventare anche un business per chi li gestirà, perché comunque, come dicevi tu, c'è chi va in bici, c'è chi cammina, c'è chi corre, quindi diventa più che una ciclovia, diventa una via dove tutti possono andare. Insomma, 100 e passa chilometri, insomma, di possibilità ce ne sono tante. Sì, allora nella parte, soprattutto nella parte padovana e trevigiana, ci sono anche tante attività, ci sono baretti, c'è possibilità di punti ristoro, insomma, ovviamente è già realizzata da diversi anni, quindi i servizi già ci sono. Nella parte nuova, appena inaugurata, i servizi ovviamente adesso bisogna crearli. Sicuramente, vedendo anche la promozione e l'interesse che c'è da parte dei ciclisti, anche il privato può vedere dentro la possibilità di poter investire su questa ciclabile. Ci sono i caselli e le stazioni che fanno ancora parte del patrimonio delle ferrovie. Io sono andata giù a Roma dalle ferrovie ai primi di agosto, prima della chiusura per le ferie. E te lo dico in anteprima, non lo sa nessuno ed è una cosa che stiamo valutando, ma che ho intenzione di portare a casa prima della fine del mandato. Le ferrovie devono fare di fatto una gara per poter vendere o comunque dismettere questi immobili che hanno nel loro patrimonio. Noi sappiamo che a Roma le procedure e la burocrazia non manca, non si fa mancare, le lungaggini ci sono. Ho chiesto alle ferrovie di poter fare un accordo dove la regione si fa carico della procedura burocratica, ossia noi, in nome e per conto delle ferrovie, facciamo tutto ciò che bisogna fare per poter fare le gare e dismettere questi immobili e poterli mettere nella disponibilità dei comuni o dei privati, ok? Però bisogna che qualcuno li compri. Le ferrovie hanno accolto con favore la mia proposta, adesso ovviamente è da approfondire anche perché sanno che in Veneto siamo gente seria e quindi se ci prendiamo l'impegno lo portiamo a casa, però abbiamo bisogno questo di farlo velocemente e ti dico che oltre ai caselli, oltre alle stazioni, lungo la ciclovia ci sono anche delle casette negli incontri, negli incroci che sono abbandonate e che sarebbero perfette per investimenti, per mettere servizi. Dopo, ovviamente, se la ciclovia passa da un paese, i servizi di ristoro, il bar, la pasticceria, quello da mangiare li trovi. Però magari se ci fosse la possibilità di avere un bed and breakfast che ti dà l'opportunità di dormire, è tanta roba. Sì. Quindi veramente vediamo come va. La partita della Treviso Stiglia non è ancora finita, a maggior ragione i numeri che sta facendo, perché vede 300, circa 300 ciclisti al giorno, dopo non so, cioè, diciamo 300 passaggi al giorno, poi non sono tutti singoli, ma ce ne sono di doppi, però raddoppiano nel fine settimana, il contabici nel fine settimana quello di Cologna arriva a contare anche 700 persone, quindi, e non conta quelli a piedi. È, è un'onda, diciamo, positiva
da approfittare e per il nostro territorio è un'opportunità straordinaria. Io ricordo sempre quella frase che hai detto in occasione del Sina Legend, no? Che in Alto Adige vendono l'erba alta. Sì, Nel senso, è vero. ecco, noi se fosse questa ciclovia fosse in Alto Adige Sì. sarebbe un gioiello, ma questo è solamente perché a volte noi ci dimentichiamo di quanto fortunati siamo e non siamo proprio così bravissimi nel proporre. Ecco, il messaggio che possiamo dare in chiusura è quello di, insomma, la gente ci crede, la gente lo frequenta, adesso ci devono credere anche i comuni, la ferrovia, come dici tu, e questa è un'anticipazione che ci hai dato, volevo chiederti qualche scoop e me l'hai dato, insomma, la ferrovia potrebbe accogliere questa vostra collaborazione e dopo ci sono tutti gli strumenti, tutte le possibilità per creare veramente un gioiello. Allora, adesso sai qual è il grosso problema che c'è sulle ciclabili in Veneto? È la gestione delle ciclabili. Quando una ciclabile interessa vari comuni, è sempre difficile trovare l'accordo tra i vari comuni. Sulla Treviso Stiglia si sta creando un modello, grazie anche alla Federazione del Campo San Pierese, che ha gestito tutta la parte padovana e gestisce quella vicentina, sostanzialmente di dare una mano, di trovare un accordo con i comuni del Veronese, e ringrazio tutti i sindaci perché hanno aderito a questa proposta per sostanzialmente gestire la manutenzione in modo unitario. Cioè, sarebbe brutto vedere gli scalini dell'erba a seconda di quanto uno taglia l'erba rispetto, ci deve essere una gestione unitaria. C'è la disponibilità da parte di tutti i comuni. Quest'anno ci siamo un po' arrangiati perché l'inaugurazione ovviamente è stata fatta in agosto, la convenzione non c'è ancora, però dall'anno prossimo diventerà anche un modello la Treviso Stiglia di gestione che potrà essere preso ad esempio da tante altre ciclabili, perché non c'è solo la Treviso Stiglia in Veneto, ci sono tantissime ciclabili e potrà essere veramente un modello da replicare anche in tanti altri percorsi ciclabili bellissimi che in Veneto non mancano. Elisa, io ti ringrazio. Abbiamo parlato di questa. Io starei ancora, lo sai, no? Che dopo Se... i discorsi. Però intanto chiudiamo qua questa Treviso Stiglia. Se ce la facciamo, perché dopo si entra in campagna elettorale, ci sono queste finestre che non si possono, ma al di là di tutto, insomma, c'è un'amicizia che ci lega. Eh, ci sentiremo ancora, perché poi io non Assolutamente. ti ho chiesto nulla delle Olimpiadi è un altro capitolo, però mi piaceva concentrarmi sulla Treviso Stiglia. Intanto, Elisa, grazie mille, sai, complimenti Grazie, per il grazie a lavoro che voi. stai facendo, lo sai, ma lo dico apertamente, ma insomma, lo sai, la stima che ho nei tuoi confronti per come hai lavorato, per come stai lavorando e per quello che tangibilmente hai portato, perché si vede quello che stai facendo, quindi non sono solo propagande o slogan, sono dati di fatto. Quindi complimenti ancora e buon lavoro, Elisa. Grazie, grazie a voi. Alla prossima.